Chiedo alla regia se siamo connessi. Siamo connessi. Grazie Federica, buon pomeriggio, buona mattina a tutti, grazie di essere ancora qui. Siamo per la restituzione, per la fase 2 o 3 di questo percorso mattiniero, la restituzione delle attività dei gruppi di lavoro. Chiedo ancora a tutti veramente di portare un po' di pazienza, ma stiamo un po' sollecitando i gruppi che non hanno ancora chiuso a collegarsi, in particolare ai loro coordinatori. È stata un'esperienza anche questa interessante. Accedere alla telecamera, il telefono sì, ma la telecamera no. C'è qualcuno che ha un microfono acceso ed è in diretta? Non riesco a vedermi. Potete spegnere i microfoni. Francesca Siliprandi, chiuda il microfono, per favore. Ecco. Allora, abbiamo detto anche chi c'era, quindi se riusciamo adesso, ok. Abbiamo provato anche questa esperienza di lavoro in aula virtuale, in una sala virtuale, e ovviamente già la partecipazione in presenza non è semplice, probabilmente mediata non è facile, e se, come qualcuno mi ha segnalato, magari ogni tanto andiamo un po' lunghi coi tempi, questo non facilita, però anche questo fa parte un po' di quella consapevolezza nell'utilizzo di strumenti digitali che ci potrà essere utile anche nei prossimi mesi. Io inizierei a fare questo giro di tavolo, chiedo veramente ad ogni coordinatore di provare a sintetizzare in 2-3 minuti, perché poi faremo circolare le minute dei vostri incontri, quindi questo diventerà il materiale importante per la stesura delle azioni cantierabili nel nuovo piano triennale. Quindi avete 2-3 minuti ognuno di voi per provare a sintetizzare gli aspetti più interessanti, gli spunti più originali, cose più ricorrenti che sono uscite dal dibattito del vostro gruppo di lavoro. Partirei in stretto ordine numerico, quindi dai tavolo no. Sempre che chiudo e rientro. Chiedo sempre a qualcuno di spegnere il microfono perché siamo adesso in diretta. Il microfono sì, la telecamera no, parlerò da. Il tavolo 1, servizio cittadino, vedo già collegato Elialo Monaco, coordinatore, a te la parola e... Vai, tranquilla, scusa, adesso chiudo il microfono. Abbiamo affrontato un po' quella che è la questione dei servizi al cittadino, partendo dalle linee guida del piano triennale per l'informatica della Regione Veneto. E diciamo che dopo gli interventi di Stefano De Colle e dell'esperto Agid sono intervenuti alcuni comuni, portando quelle che sono i loro punti di vista. Se dovessimo un po' riassumere i 4 punti sul quale si è maggiormente focalizzato il discorso, direi innanzitutto la possibilità di fornire dei servizi digitali che si aggancino alle basi dati nazionali, ad esempio ANPR, ecco. Perché tra i servizi richiesti tra i comuni, dei comuni più piccoli, ma anche da comuni più grandi, come certificati anagrafici, richieste cambi di residenza, questi servizi è fondamentale che in qualche modo recuperino le informazioni anche dalle basi dati nazionali, ecco. Sempre parlando dei servizi, un altro aspetto fondamentale è quello della veste del servizio digitale, perché l'intervento di un designer che ha partecipato ai lavori ha evidenziato come al di là del servizio che uno va a erogare è altrettanto fondamentale, se non più importante di tutti, l'aspetto che questo servizio ha, perché il cittadino deve poter fruire di questo servizio in maniera semplice, e quindi un altro obiettivo individuato è quello di individuare delle figure professionali specializzate nello studiare questi servizi, una sorta di service designer, ecco, e che questi servizi vengano come dire, creati a partire dalle linee guida per i servizi digitali della VIA, linee guida Designer Italia. Oltre che, diceva anche l'esperto Agid, a partire dalle linee guida dei siti web che uscirà fra poco del CAD. Ecco. E un altro aspetto altrettanto fondamentale è il monitoraggio dei servizi, al di là dell'avvio, della messa come
dire, online. Il fatto che questi servizi possano diano la possibilità a questi servizi digitali al cittadino di fornire un feedback sulla qualità del servizio, in maniera tale che si possano migliorare quegli aspetti che impediscono come dire, la fruibilità del servizio. Ecco. In tal senso, sempre l'esperto Agid indicava come una possibile azione cantierabile la possibilità di attivare Web Analytics Italia. Ecco. E come ultimo punto c'è il fatto che questi servizi digitali debbano in qualche modo avere un unico punto di accesso, una sorta di catalogo che può essere il MyPA, ecco. Anche se poi questi servizi concretamente a livello tecnico sono erogati da dei vendor diversi, è importante che il cittadino sappia che andando in quel portale lì lui trova tutti i servizi erogati dagli enti della Regione Veneto, ecco. Quindi una semplicità da questo punto di vista che è fondamentale perché appunto un servizio digitale sia tale, non sia un disservizio, ecco, perché fornire il servizio è un aspetto fondamentale. Altrettanto fondamentale è che il cittadino sia contento appunto del servizio che viene erogato, perché altrimenti se prova ad accedere e vede che non riesce a raggiungere l'obiettivo, c'è il rischio che comunque come dire, quel servizio lì vada in qualche modo in secondo piano e quindi diventa appunto un servizio. Grazie Elia per la specificazione sulla parte dei servizi, quindi passerei la parola al coordinatore del tavolo 2 sui dati, Alberto Corò, che vedo già collegato. Sì, grazie Luca. Allora, il nostro tavolo ha visto come esperto, diciamo a livello nazionale, Gabriele Ciasullo, con cui ci eravamo già confrontati anche in altri momenti. Ci ha riportato quindi quella che è un po' la strategia che è molto in evoluzione per quanto riguarda i dati e quindi anche l'introduzione di un nuovo attore che è appunto PagoPA per quanto riguarda proprio la piattaforma nazionale dei dati. Quindi dal punto di vista nazionale è un cantiere molto aperto, in via di definizione, e invece per quanto riguarda il nostro piano le azioni sono molto diciamo concrete, nel senso che ben individuate, nel senso che nel piano appunto regionale, nelle linee guida appunto regionali, sono già individuate azioni cantierabili, che in realtà sono già cantierate sostanzialmente, che sono i progetti. E cito solo il progetto MyData, ma c'è anche la 463 del Comune di Verona, piuttosto che qui vede capofila Comune di Verona, piuttosto che altre azioni. Quindi sono dei cantieri che sono stati finanziati appunto col PORFES che è in via di chiusura, che sono molto concreti e quindi diciamo che il da farsi per i prossimi 2 anni è assolutamente quello di portare a terra questi progetti e sarebbe già un obiettivo importantissimo portarli a terra. A questo punto naturalmente il piano prevede anche naturalmente la diffusione, l'estensione naturalmente dei risultati e quindi prima azione naturalmente mettere a terra questi progetti e poi diffonderli. L'azione che naturalmente suggeriamo, ma è in corso naturalmente di definizione, è questa relazione, questo rapporto con la piattaforma nazionale dei dati e quindi mettere in cantiere che cosa? L'attività di, chiamiamolo coordinamento, collaborazione e diciamo organizzazione del dialogo con la piattaforma nazionale dei dati. Un punto, scusami Luca, naturalmente un punto di attenzione va sui dati cartografici. Parlo del cartografico perché è un termine tecnico, è DB topografico, e quindi che ha sempre naturalmente agitato i sonni dei nostri colleghi e quant'altro, perché effettivamente allora, se da un lato è molto strutturato lo standard, dall'altro naturalmente ancora l'aspetto di copertura, diciamo, e il mantenimento di questa copertura nel tempo e l'aggiornamento è sicuramente uno degli aspetti critici, però insomma c'è un'esperienza anche in questo caso qui in Veneto significativa, ci sono alcune esperienze significative a cui dobbiamo assolutamente trarre spunto e insomma ispirazione. Grazie Alberto e soprattutto anche per aver rispettato i 3 minuti concessi, spunti molto interessanti. Passerei quindi al tavolo numero 3
pagamenti, vedo già anche qui collegata Graziosa Beraldo, a cui lascerei la parola e sempre nei 3 minuti. Prego. Buongiorno a tutti, sì, cercherò di essere molto sintetica. Appunto il nostro tavolo si è occupato dei pagamenti e quindi della transazione di tutte le tipologie di incasso verso la piattaforma PagoPA, tenendo come intermediario tecnologico sempre riferimento a MyPay e MyPivot, che sono le piattaforme messe a disposizione dalla Regione Veneto. Dopo un primo excursus sugli obiettivi e sullo stato di avanzamento dei lavori che è stato fatto dalla Regione Veneto e presentato da Simone Vicari e da Maristella Bolgan, si è passati ad individuare quali sono le esigenze più sentite dai vari enti e quindi queste esigenze a quali azioni possono dare avvio. In particolare, per quanto riguarda i pagamenti più complessi, per esempio le contravvenzioni, sicuramente sarà importante fare una rigenerazione di questi processi di pagamento, perché non sono, diciamo, pagamenti che possono essere trattati con un pagamento spontaneo, in quanto hanno proprio delle problematiche più specifiche. Un altro punto di attenzione è la compatibilità di MyPay con i POS PagoPA, che è un argomento anche questo, diciamo, nuovo. Tutti gli enti hanno dei pagamenti che transitano tramite il POS e l'aspettativa sarebbe quella di integrarsi con MyPay in modo da avere un unico intermediario tecnologico. Un altro aspetto è l'attenzione ai processi proprio di riconciliazione e rendicontazione dei pagamenti, cioè se da un lato semplifichiamo, abbiamo la parte di front office che è fornita da MyPay e che semplifica il cittadino nei pagamenti in quanto appunto offre uno strumento standardizzato, dall'altra parte però dobbiamo anche tenere presente tutte le attività di back office dei vari enti che quindi grazie, diciamo, anche a MyPivot possono arrivare a automatizzare l'intero processo di incasso, quindi non solo il pagamento ma anche poi la riconciliazione e la rendicontazione. Per questo aspetto va tenuto presente che probabilmente emergeranno anche delle, come posso dire, delle necessità di integrazione con i prodotti di gestione della contabilità. Un altro tema che è emerso è quello dell'adeguamento alla tassonomia PagoPA, che in questo momento sappiamo che c'è anche una monografia, insomma, di PagoPA, in modo tale da avere una tassonomia uniforme per quanto riguarda gli incassi per tutti gli enti. Ecco, altro tema ancora era la plurintermediazione. Anche in presenza di più intermediari tecnologici sarebbe auspicabile avere un unico sistema per la riconciliazione, proprio per la semplificazione al back office di cui si parlava prima. Direi che questi, insomma, sono i temi fondamentali che sono emersi e quindi posso lasciare la parola al prossimo coordinatore. Grazie. Perfetto, grazie mille Graziosa, spunti anche qui molto interessanti e estremamente attuali viste le prossime scadenze che ci attendono. Esatto, del 28 di febbraio, sì, esattamente. Che è praticamente domani. Esatto, grazie. Tavolo numero 4, identità digitali, Silvia Bragatto, l'ho vista prima. Se riesco ad attivare. Buongiorno a tutti. Silvia, anche a te 3 minuti, puoi partire. Sì. Allora, noi abbiamo avuto come diciamo così, esperto di Agid Antonio Florio e invece per Regione Sonia Giardelli, i quali ci hanno aggiornato sulle varie novità di Agid e anche sulle novità che ha la Regione con il MyD3.
E sono stati molto interessanti perché abbiamo parlato della possibilità appunto dell'integrazione adesso con EIDAS per quanto riguarda la regione e anche con la carta di identità digitale, e ci hanno anche aggiornato ovviamente delle scadenze che è il 28 di febbraio. Abbiamo parlato anche della possibilità della firma che è possibile fare attraverso anche SPID e anche del fatto che Agid sta pensando come far accedere le persone che sono extraeuropee, perché al momento lo SPID è legato solo all'identità dei cittadini italiani. Poi c'è l'EIDAS per quelli europei, ma ci sono alcuni servizi che vengono erogati anche a extracomunitari. Tipo attualmente dove lavoro io abbiamo studenti tanti che vengono dall'Oriente, dall'Asia, dal Sudafrica e tutte queste cose qua che non possono ovviamente richiedere SPID al momento. Si è parlato anche dello SPID aziendale, delle due differenze fra lo SPID personale e lo SPID professionale e quindi poi abbiamo fatto, ed è per quello che siamo stati un po' in ritardo, ci sbagliamo perché la discussione è nata verso la fine, cioè diciamo così, i colleghi degli altri comuni hanno espresso un po' la loro situazione. La cosa che un po' mi ha stupito è che alcuni non hanno ancora attivato nessun servizio con lo SPID, o perché non sanno, e questo è un problema che ricorre molto spesso nel nostro gruppo, che non sanno quali servizi attualmente attivare con SPID. C'è molta confusione ancora in queste, oppure perché ci sono proprio le ditte che magari sono indietro, ti dicono sì, io ti faccio il servizio tramite SPID, però non rispettano le tempistiche e quindi un po' le persone si trovano con l'acqua alla gola, a parte poi che alcuni, come si diceva anche nella riunione iniziale, i comuni non hanno come priorità in questo momento l'attivazione magari di SPID perché hanno più problematiche, insomma. Ma ho visto che tutti erano, diciamo così, curiosi e anche propositivi per trovare una soluzione. Quindi secondo me una proposta potrebbe essere questa. Se la regione, visto che il MAID 3 funziona molto bene, perché non lo usiamo e anche altri, almeno aiutare i comuni a capire quali servizi e anche a che livello SPID dovrebbero essere attivati, almeno i minimi, se uno non accede già col MyPortal 3, perché so che il MyPortal 3 ti permette di attivare alcuni servizi, 10 servizi mi pare, direttamente già con lo SPID o che altre cose. Bene, Finito. grazie Silvia anche a te per la precisione e la necessità. Ricordo che anche qui c'è la scadenza del 28 febbraio, ma in questo caso assieme sui pagamenti c'è il Fondo Innovazione, che è il bando che stiamo promuovendo assieme ad Anci Veneto, che oltre che dare attività di supporto tecnico vi darà anche la possibilità di avere delle risorse economiche, ma poi questo magari chiederemo al dottor Borgo di presentarcelo di nuovo. Tavolo quinto, riuso del software, Luigi Bellio, l'ho visto? Sì, buongiorno a tutti. Vi condivido le slide. Buongiorno. Anche abbraccio. Mi sentite? Sì. Sì. Il tavolo del riuso del software ha discusso sostanzialmente delle azioni necessarie a raggiungere 3 obiettivi identificati nel piano triennale: la diffusione del modello di riuso, l'adozione del programma di abilitazione al cloud e poi l'ampliamento dell'offerta del catalogo dei servizi cloud. Secondo, possibilmente quelle che sono le scadenze indicate nel piano triennale regionale. Allora abbiamo provato a tracciare qui, diciamo così, le azioni cantierabili dopo una discussione e con il contributo dell'esperto regionale Leonora Galesso. Purtroppo l'esperto Agid non ha potuto partecipare per un imprevisto. Allora, per quanto riguarda il primo obiettivo, la diffusione del modello di riuso del software, abbiamo tracciato sostanzialmente delle azioni che erano già state identificate come un gap da colmare nel piano triennale, che hanno a che fare con le competenze necessarie presso l'amministrazione locale per, diciamo così, intraprendere attività di valutazione del software e anche di realizzazione del software in ambito open source. Quindi competenze in termini di licenza, modalità di contribuzione, gestione delle risorse e valutazione dei costi. Un'altra esigenza che è emersa è quella di migrare verso tecnologie di gestione del codice che siano maggiormente, diciamo così, compatibili con quelle che sono utilizzate dalle comunità open source. E sempre in termini di formazione,
sarebbe utile per le amministrazioni locali ricevere una formazione su quelli che sono i documenti AGID di indirizzo per l'acquisizione del software da altre pubbliche amministrazioni o dal mercato e guide sulla linea guida allo sviluppo e alla gestione del software libero. Questi sono documenti talvolta molto tecnici sul quale si manifesta l'esigenza di acquisire della formazione per attuare queste linee guida in maniera corretta e in maniera coerente. Quali azioni possono essere cantierate subito verso un percorso che consenta di raggiungere obiettivi di ampio respiro come quelli indicati? Prima di tutto è già avviare un'attività di censimento di tutto il software di cui la pubblica amministrazione non ha titolarità, ma è titolare un'altra pubblica amministrazione, e ritornare questo elenco al catalogo di Developers Italia. Questo consente di tracciare una mappatura fra pubbliche amministrazioni di chi usa soluzioni software in serie uso da un'altra pubblica amministrazione. Nel contempo adeguare anche le procedure di acquisto delle soluzioni software, prevedendo fra le diverse opzioni anche quella di acquisire software dal catalogo pubblico e delle soluzioni open source messe a disposizione da altre amministrazioni. Oltre alle soluzioni software di altre amministrazioni che vengono usate, la pubblica amministrazione ha diciamo così, mandato di pubblicare sui repository pubblici e censiti all'interno di un catalogo AGID anche il proprio software open source. Quindi censire, una prima azione cantierabile è censire tutto il software di cui l'amministrazione detiene i diritti. Definire una roadmap di pubblicazione di questo software, quindi un percorso che diciamo così, dia un ordine ai software che vengono pubblicati sui repository, scegliere una licenza open source per questa soluzione software che magari può essere composta di diversi componenti e di questi anche va identificata una licenza open source, quella che garantisce la massima diffusione della soluzione ma anche diciamo così il massimo grado di riutilizzo da parte delle amministrazioni. Assicurarsi che questo software non contenga informazioni che precludano una diffusione pubblica. Questo è un problema abbastanza rilevante perché tipicamente il software realizzato per un ambito chiuso, diciamo così, si permette di tracciare a livello di commenti o altre informazioni che non è corretta. Prego? Devi chiudere, sono scaduti i tuoi 3 minuti. Benissimo. Per quanto riguarda il programma di abilitazione al cloud, formazione sul modello del cloud dell'API, formazione sul programma di abilitazione al cloud, costruire una mappa degli applicativi dei servizi, rispondere all'assessment richiesto da Agid e condurre analisi costi-benefici sull'acquisizione di soluzioni in cloud SaaS piuttosto che dal mercato. Per quanto riguarda invece l'ampliamento del catalogo dei servizi cloud, stimolare il mercato ad adottare tecnologie cloud oriented. Grazie Luigi, scusa per il pressing, altrimenti non riusciamo a rispettare i tempi previsti. Passerei al tavolo numero 6, razionalizzazione di CED, centro di elaborazione dati, e vedo già Alberto Bertoldo collegato. Sì, buongiorno a tutti. Allora, nel nostro tavolo si è discusso la tematica della razionalizzazione dei data center, soprattutto in relazione al processo di progressiva dismissione dei data center classificati di gruppo B, quindi quei data center che probabilmente comprendono la maggior parte dei data center presenti negli enti del territorio italiano e del territorio anche regionale. Purtroppo non abbiamo avuto modo di avere l'intervento di Cucciarelli di ASID perché è impossibilitato a partecipare. Abbiamo invece affrontato la discussione con Matteo Scarpa di Regione del Veneto, che ci ha illustrato un po' quelle che sono le iniziative di Regione del Veneto. Diciamo i 3 obiettivi fondamentali per raggiungere l'obiettivo strategico della razionalizzazione dei CED sono la migrazione dei servizi di fatto, l'aggregazione delle risorse da data center periferici di gruppo B verso data center più strutturati e il miglioramento della connessione degli enti a questi centri di aggregazione di servizi. Questi sono i punti in cui occorre concentrarsi e abbiamo rilevato sostanzialmente
alcune diciamo, mancanze e inefficienze da colmare per poter accelerare il processo di razionalizzazione. In primis ho discusso la parte relativa alla connettività, evidenziando due possibili approcci. Uno è favorire la diffusione di sistemi di interconnessione diretta verso i centri di aggregazione, quindi verso i SAD, in modo tale da bypassare il ricorso, ove possibile, a intermediari tecnologici come gli internet service provider, quindi dove questo è possibile, chiaramente con l'intervento magari di soggetti come Regione del Veneto, soggetti come i SAD stessi che hanno un potere contrattuale maggiore, riuscire a determinare diciamo, iniziative o contratti che agevolino questo percorso di connettività verso i centri di aggregazione. D'altro lato, migliorare possibilmente le convenzioni, gli accordi quadro presenti attualmente in vigore, come il contratto quadro SPC, perché affinché sia più accessibile da parte soprattutto degli enti di piccole dimensioni e fattibile anche economicamente. In questo magari si sollecita la Regione magari a svolgere un ruolo di intermediario verso anche gli internet service provider per superare questo scoglio di natura diciamo contrattuale per la connettività. Importante invece l'iniziativa dei SAD, quindi si è riscontrata appunto questa necessità di sfruttare questo livello intermedio fra i cloud service provider nazionali o privati o i PSN nazionali, svolta appunto dai SAD a livello provinciale, quindi un'opportunità che serve sia perché si fa un po' si utilizzano meglio le risorse e le competenze, sia perché appunto il potere contrattuale nei confronti di fornitori di servizi sia software che di connettività è maggiore se è svolto da soggetti come potrebbero essere i SAD. E infine sfruttare e migliorare il più possibile quell'iniziativa sempre regionale di qualificazione delle software house, dei legacy, in modo tale da diminuire l'onere in carico agli enti di verifica della qualità dei servizi che vanno ad acquisire e poter quindi in qualche modo sfruttare un processo di prequalificazione degli stessi da parte della Regione del Veneto, che si affianca a quello che già fa Agid con il Cloud Marketplace, e quindi diciamo accelerare la fase di scelta dell'affidatario dei servizi in cloud. Grazie Alberto, anche te per essere rimasto nei tempi. Tavolo numero 7, interoperabilità, Francesca Silprandi, eccola lì. Eccolo qua. Vediamo adesso. Ok, allora 3 minuti. Noi abbiamo avuto come esperto Agit la presenza del dottor Gaetano Bruno e come referente regionale Roberto Costantin. Gaetano in particolare ci ha illustrato all'interno del tema dell'interoperabilità soprattutto il lavoro che si sta facendo a livello di interoperabilità dei diversi conservatori mi riferisco alla gestione documentale, conservazione dei documenti digitali. E Roberto invece ci ha illustrato le piattaforme che Regione Veneto sta sviluppando all'interno di questo tema di interoperabilità, che è un tema piuttosto ampio e complesso. Giusto per arrivare subito agli obiettivi che sono emersi dalla discussione, come già riportato anche nelle linee guida, nella prima bozza delle linee guida regionali, si è percepito una certa difficoltà a capire, a comprendere le linee guida sull'interoperabilità pubblicate nell'autunno scorso. Quindi la possibilità come obiettivo di creare un momento di formazione per gli enti per avvicinare questo tema, che può risultare ostico leggendo le linee guida, però ne va assolutamente sottolineata l'importanza e pubblicizzata le opportunità
che l'esposizione dei servizi di API offrono nello sviluppo di nuovi servizi nei confronti di cittadini e imprese, ma anche nella rendere disponibili questi dati affinché le stesse imprese, gli stessi cittadini possano a loro volta rilanciare nuovi servizi. Lasciamo libertà alla fantasia. Quindi questo come obiettivo un momento di formazione per gli enti di approfondimento anche sul tema sempre ricorrente, lo troviamo spessissimo quando parliamo di scambio dati e della privacy, che quindi qualche collega ha portato come problematica nello sviluppo. Poi sempre tornando agli obiettivi, allora l'obiettivo ovviamente è sempre di più attuare quanto ci chiede Agid, quindi di avvicinarci alle tecnologie API con una progressiva dismissione delle quote di dominio e su questo tema Roberto diceva la possibilità di utilizzare anche le piattaforme regionali, quindi di rendere nota questa opportunità agli enti, ovviamente con l'opportune anche in questo caso formazione e informazione. Niente, poi un altro tema è la possibilità di utilizzare appieno quelle opportunità che ci vengono durante quest'anno, immagino, derivanti dai vari progetti Porfesdura che hanno all'interno delle parti dei finanziamenti per l'interoperabilità. Ecco, qui lo sento anche a livello di territorio, la necessità di coordinarci perché questi progetti di interoperabilità, di sviluppo delle API sono un po' disseminati in vari progetti e quindi io credo che la regia regionale ci potrà servire moltissimo affinché se io sviluppo le API verso uno strato di protocollo regionale che è previsto dagli standard, Padova magari fa l'integrazione verso il polo archivistico regionale, ecco, quindi questo credo che sia un bel obiettivo. Grazie Francesca anche del suggerimento di condivisione della parte di standard sulla parte interoperabilità API. Gruppo 8, sicurezza informatica, Elisa Lorenzoni, eccola, a te la parola. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, chiaramente. Buongiorno. Allora, nel nostro tavolo hanno partecipato gli esperti Agid, Massimiliano Rossi e Dario Basti, che ringrazio. Non ha partecipato Raul Ongaro, esperto di Regione Veneto. Gli esperti ci hanno raccontato quello che il piano triennale di Agid per quanto riguarda la sicurezza informatica. Tutte le azioni che sta facendo Agid ce le hanno descritte e poi anche ci hanno mostrato le azioni che loro hanno indicato per le PA. Nel piano triennale della Regione Veneto per la sicurezza informatica sono state riportate appunto nelle azioni cantierabili proprio le azioni indicate dal piano triennale di Agid. Quindi le azioni abbiamo messo in evidenza che sono molto vicine ad azioni concrete per le PA locali. Dal tavolo, dagli interventi, sono emersi alcune azioni che vogliamo suggerire per le PA. Il primo intervento è stato di dedicare un'attenzione a migliorare la sicurezza nello smart working. In particolare, quindi questo come obiettivo e quindi come azione la stesura di policy dedicate alla sicurezza dello smart working. Agid aveva già emesso ancora a marzo dell'anno scorso 11 raccomandazioni che servivano appunto per la sicurezza nello smart working. Un altro obiettivo è aumentare la consapevolezza del rischio cyber.
Per questo le azioni cantierabili sono la formazione di cyber security awareness per tutto il personale della PA. Abbiamo messo in evidenza come in questo periodo di pandemia una cosa che ormai appunto stiamo utilizzando tutti è la possibilità di fare anche corsi online. Formazione specialistica per i tecnici. Un altro punto è l'impiego del tool Risk Assessment di Agid. Gli esperti qui ci hanno appunto nella formazione ci hanno proposto di diffondere a tutti i dipendenti delle pillole di informazione, e in particolar modo per quanto riguarda il phishing, che è diciamo la minaccia in questo momento, la minaccia più pericolosa. E un altro punto è quello di adottare le linee guida per il procurement nell'ICT. E un altro obiettivo è migliorare la sicurezza dei portali istituzionali. E per questo questa è un'azione di Agid che però appunto la vediamo diretta proprio alle PA. Implementare, per chi non l'ha già fatto, l'HTTPS, aggiornare i CMS dei portali istituzionali e fare riferimento al nuovo documento che ha emesso Agid, che fa riferimento alla suite di protocolli di cifratura, che sono i protocolli appunto di sicurezza che riguardano la connessione HTTPS dei portali. È dai vari interventi è emerso soprattutto un desiderata. Non è appunto questo non è un obiettivo delle PA locali, è un desiderata che però appunto mi sento di qui di riportare, ed è la richiesta dei piccoli comuni di avere un supporto tecnico per la configurazione di sicurezza da parte, non lo so, da parte di Regione Veneto. Ecco, questo sarebbe diciamo un bel servizio che si potrebbe fare ai piccoli comuni. E con questo ho concluso. Grazie Elisa, potrebbe essere uno spunto interessante anche per i nostri SAD che sono più prossimi ai comuni, e quindi ce lo teniamo in memoria. Tavolo 9, strumenti e modelli di innovazione. Bruno Pezzuto, l'ho visto prima. Bruno, ci sei? Eccolo lì. A te la parola Bruno, 3 minuti. Perfetto, grazie. Dunque, il nostro tavolo era abbastanza variegato, nel senso che c'erano rappresentanze anche non solo di pubblica amministrazione di comuni, ma anche di soggetti privati, di istituzioni, c'era ARPAV, c'erano camere di commercio, c'era un'istituzione musicale anche del Veneto, quindi tutto sommato interessi abbastanza trasversali. Rispetto a questo, nel nostro gruppo hanno dato un contributo importante Mauro Graoli di Agid, come esperto Agid, che ci ha fornito indicazioni e spunti di riflessione sul mondo dell'open innovation e dell'innovation procurement, e Pietro Carminiti quale esperto regionale per le tematiche relative appunto agli strumenti e ai modelli di innovazione. Abbiamo preparato una slide che cerco di condividere, dove abbiamo cercato di sintetizzare un po' diciamo, gli elementi principali che abbiamo ritenuto di importante segnalare. Il primo obiettivo appunto era quello che prende spunto dal contributo di Graoli, quindi promuovere l'esperienza di Open Innovation e Innovation Procurement, che tra l'altro nell'ambito dell'innovazione, della Smart Mobility, Smart Community ha un'importanza abbastanza particolare.
Ovviamente tutto questo va supportato con un'adeguata formazione e informazione su quello che sono effettivamente gli appalti di tipo innovativo, come per esempio gli accordi precommerciali. L'altro obiettivo è promuovere lo sviluppo delle smart communities, e in questo senso è un po' quello che stiamo facendo nell'ambito del PORFESR, con lo sviluppo di architetture aperte e interoperabili, implementazione di piattaforme di raccolta ed elaborazione dei dati, sia nell'ambito dell'IoT, sia nell'ambito dell'ITS, l'Intelligent Transport System, la promozione e la condivisione attraverso il riuso e soprattutto una cosa che è venuta anche, che è emersa nella discussione, la possibilità di supportare soprattutto i piccoli enti verso l'implementazione di queste architetture. Ovviamente promuovere la disponibilità dei dati pubblici, perché è un aspetto fondamentale. Se non c'è diffusione del patrimonio pubblico non c'è neanche sviluppo e quindi non c'è neanche innovazione. E in ultimo promuovere il riuso delle architetture che nel frattempo via via cerchiamo di implementare, come la 463 e quindi tutto l'ambito della Smart Mobility e la Smart Region che insieme a voi stiamo portando avanti. Spero di essere stato nei tempi. Grazie. Bruno è stato perfetto, grazie mille, nei 3 minuti. Passerei al tavolo 10, governare la trasformazione digitale. Marcello Missaggia, eccolo qui già connesso. A te, anche a te il compito dei 3 minuti. Certamente. Il tavolo 10 il tema era governare la trasformazione digitale. L'esperto di Agid, dottoressa Glenda Gentili, che ci ha parlato del fabbisogno di formazione del responsabile della transizione digitale e ci ha illustrato un interessante portale, progetto che si chiama Rete Digitale, che è una piattaforma collaborativa per i responsabili della transizione digitale. Quindi il primo obiettivo che abbiamo individuato è rendere efficace l'azione del responsabile della transizione digitale. Quali azioni canterabili? Sicuramente il consolidamento dell'ufficio RTD e della relativa struttura organizzativa, il coinvolgimento della rete regionale dei responsabili della transizione digitale nella partecipazione al progetto di rete digitale, la formazione e quindi il tema delle competenze digitali, delle competenze del responsabile della transizione digitale, la sensibilizzazione degli stakeholders e un tema molto importante, il supporto agli RTD dei piccoli enti tramite il SAD. Il secondo obiettivo è la realizzazione del piano, quindi la scrittura del piano triennale degli enti, quindi le azioni principali sono la creazione di indicatori misurabili, il monitoraggio del piano e il benchmarking. Il terzo obiettivo è il coinvolgimento dei nodi territoriali di competenza, quindi tra le azioni il coinvolgimento delle reti di conoscenza del progetto SPAC e la costruzione dei centri di competenza territoriale. È emerso un aspetto di collaborazione del network delle Camere di Commercio come snodo verso le imprese. Infine, il quarto obiettivo è quello del procurement innovativo, quindi il monitoraggio delle proposte Consip, un raccordo sul green procurement e poi, non tanto innovativo ma fondamentale, molto importante, una formazione per imprese e il coinvolgimento delle categorie economiche per piccole imprese relativamente al MEPA. Quindi è emersa la difficoltà che hanno le piccole imprese ad accedere come fornitori al mondo del MEPA. E qui ho concluso. Marcello, tutti 3 minuti, quasi un record. E per ultimo, ma non per importanza, l'ultimo tavolo era sul tema delle competenze digitali. Lorenzo Beggiato, anche lui l'ho già visto, collegato a te Lorenzo. Buongiorno a tutti, non riuscirò mai a essere più sintetico di Marcello, ma ci provo e parlerò molto velocemente. Ok, il nostro tavolo era il tavolo delle competenze digitali, un tavolo sicuramente importante per la trasversalità che ricopre nel programma triennale, trasversalità che è emersa anche negli interventi dei tavoli precedenti, dove è stato citata più volte, no? Come attività cantierabile sicuramente. Con il contributo di Caterina Vignati, di Agid e di Antonio Candiello e Regione Veneto abbiamo potuto avere conferma sostanzialmente della grandissima mole di attività in termini di formazione che sta portando avanti
a livello centrale Agid, del Dipartimento per la trasformazione digitale, eccetera, ma che da un sacco di anni ormai porta avanti la Regione Veneto con le proprie iniziative. Quello che è emerso però evidentemente è che che in questa fase è una formazione rivolta, specificata, molto rivolta ai responsabili della transizione al digitale e comunque a persone che di innovazione in qualche maniera più o meno direttamente si occupano nelle proprie organizzazioni. È emersa l'esigenza di portare di innalzare le competenze digitali a livello dei dipendenti, del resto dei dipendenti che formano la pubblica amministrazione. Tra le azioni cantierabili, vediamo se condivido 2 secondi. Ok, tuffete. E già qui ho perso tempo. Abbiamo buttato giù in maniera un po' disordinata, non proprio dato il poco tempo che avevamo, quali possono essere le azioni cantierabili. Sicuramente l'assessment, la necessità di svolgere indagini e questionari sulla base di questionari per capire quali sono le esigenze formative. È sicuramente uno strumento che viene dato e proposto dal syllabus, ma ci sono anche alcune best practice, emersa quella condotta dall'Innovation Lab Avatar di Tiene Schio, che ha condotto questa cosa qui, dalle quali sono emerse esigenze formative per i dipendenti della pubblica amministrazione, sicuramente sugli strumenti informatici di base, ma chiaramente rispetto anche al momento sugli strumenti di condivisione, di lavoro da remoto, anche sugli strumenti social per poter comunicare con i cittadini. La formazione di base dipendenti deve riguardare principalmente come azioni che sono emerse l'utilizzo e la promozione dei servizi. Solamente conoscendo e avendo consapevolezza dell'innovazione, della trasformazione digitale, il dipendente pubblico è in grado poi di promuovere i servizi che vengono sviluppati dalla propria PA. E quindi la formazione di base per utilizzare e promuovere nuovi servizi è sicuramente una delle attività fondamentali. Come, ed era uscita, ho capito, dal tavolo della sicurezza, una formazione di base anche in termini di cyber security, quindi di consapevolezza dei rischi che derivano dall'utilizzo dei servizi digitali e di internet in generale. È emersa anche l'esigenza di sviluppare di più, di mettere risorse sulla formazione specifica, formazione ICT specifica. È emerso il tema del GIS, anche quello della sicurezza informatica, per ridurre il gap tra situazioni dove queste competenze ci sono perché si sono sviluppate storicamente o anche per interesse personale, e situazioni dove invece in altre pubbliche amministrazioni queste non ci sono. E questo gap rende molto difficoltoso a volte anche l'interlocuzione tecnica non solo tra pubblica amministrazione e professionisti, ma anche tra pubbliche amministrazioni. Ultimissima, la necessità di sviluppare e di implementare competenze digitali a livello anche dei cittadini, delle fasce di cittadini più fragili, avvicinandoli ai servizi digitali, e da qui il ruolo importante che deve essere implementato degli Innovation Lab che ci sono sul territorio, che stanno per partire sul territorio. Ho corso, spero di essere rimasto dentro. Grazie Lorenzo, sicuramente Marcello è stato più breve, a parte la battuta, no, veramente. Grazie per essere rientrato nei 4 minuti previsti. Tutti questi spunti, come abbiamo detto, verranno raccolti, ci permetteranno di arricchire questo documento di linee guida, che verrà poi ovviamente ricondiviso con tutti voi, e come è emerso anche stamattina noi lo useremo anche come spunto da dare a cosiddetti livelli di governo superiori o come Agid, per ragionare assieme anche a loro sulla nuova programmazione. Quindi grazie veramente di questi spunti molto preziosi.
Mi permetto quindi di ringraziare, prima di lasciare la parola, tutti i coordinatori, gli esperti, i partecipanti. Stamattina eravamo più di 250 collegati in streaming e adesso nella fase di successione, se accendete le telecamere così ci vedono anche tutti assieme, che potrebbe essere anche una bella immagine. Grazie Alberto di avermelo suggerito. E permettete di ringraziare delle persone che non vediamo, ma che senza di loro non saremmo mai riusciti a realizzare questo evento, perché sono quelle persone che stanno dietro le quinte o dietro il digitale, ma che sono fondamentali per noi. Li cito con nome e cognome perché se lo merito: Federica Broccali, Sara De Marchi, Antonio Candello, Ilenia Zabonin, Loris Pattolo e Roberta Dell'Osa, che hanno organizzato in questo mese e mezzo questo evento, in un periodo difficile come quello di Natale, vi hanno chiamato, vi hanno turbato, hanno organizzato il tutto e che veramente si sono date moltissimo da fare per il successo di oggi. Quindi grazie ancora a tutti loro e lascio la parola al dottor Borgo, che fa nei suoi 5 minuti, essendo direttore aveva 2 minuti in più di voi, quindi ci dobbiamo beccare 5 minuti della chiusura del dottor Borgo, e come al solito ci racconterà che cosa faremo nei prossimi mesi, soprattutto, non che cosa abbiamo fatto in passato. Grazie Luca, grazie. Però ti sei dimenticato una cosa, ti sei dimenticato di ringraziare anche una persona, Antonino Mola, ti sei dimenticato. Che ringrazio allora io per nome tuo. Non ho ringraziato perché lui è sempre dappertutto, altri non ci vedono, Antonino tutti sanno chi è. Va bene, dai. Allora, e grazie ancora, grazie a essere tutti ancora qui presenti, di aver resistito malgrado la mezz'ora di ritardo che abbiamo. E non traggo le conclusioni di tutti questi 11 tavoli perché sarebbe un po' troppo complessa. Mi fermo solamente sul primo e l'ultimo, che secondo me racchiudono un po' tutto il senso, no? Il senso delle competenze digitali, che è il senso della formazione e delle competenze della pubblica amministrazione, che l'abbiamo ripercorso oggi più volte. L'ho detto anche il sindaco del comune di Nove, che ha raccomandato che effettivamente piattaforme digitali, piattaforme abilitanti sono strumenti che non dobbiamo dare per scontato che conosciamo, che siano conosciuti che cosa fanno e come vengono utilizzati. L'altro gruppo, i servizi al cittadino, però senza il quale ovviamente non dobbiamo dimenticarci della centralità di questo cittadino, di servizi che devono essere costruiti a misura del cittadino. Questo è un po' il senso che volevo un po' raccogliere. Tendo presente che ci portiamo a casa sicuramente, non vorrei dare un compitino, ma vorrei portarmi a casa un compitino per noi. Quello che ho raccolto un po' in tutti questi tavoli era un po' quella necessità di avere un raccordo, un coordinamento. È sempre stata citata la regione, ma però io vorrei dirlo che in realtà questo raccordo, questa condivisione, questo coordinamento, in realtà lo stiamo già facendo tutti assieme. Ed è un impegno che mi porto anche personalmente all'interno della regione per far sì che questo diventa proprio uno dei temi fondamentali per raccordare il territorio. Cito il fatto, e chiudo anche con una frase che è molto cara anche al nostro presidente della regione, ma non mi ricordo più di chi sia, che cita sempre che da soli si va più veloci, ma assieme andremo sicuramente più lontano. Cosa faremo assieme nei prossimi mesi? Accenno solamente al fatto che in realtà come Regione Veneto stiamo supportando il territorio non solamente con questi momenti di campagne infoformative, ma anche con delle risorse economiche abbastanza importanti. Ricordo che lo scorso anno abbiamo dati via ad importanti cantieri, abbiamo messo risorse 13 milioni di euro per l'aggregazione e la digitalizzazione di servizi che trovano in realtà sfogo in tutti questi tavoli che abbiamo visto oggi. 7 milioni sono stati investiti per l'Innovation Lab, quindi creare cultura del digitale sia per la pubblica amministrazione che anche per il territorio, e poi ricordo altri 8 milioni messi a disposizione delle autorità urbane sui progetti che abbiamo sentito parlare anche oggi, MyData e MyCity. In realtà la cosa che mi interessa anche ricordare, l'ha accennato proprio questa mattina anche il nostro assessore, la recentissima iniziativa, quella sul fondo innovazione, che è un bando di finanziamento di quasi 3 milioni e mezzo di euro che è derivato dal Fondo Nazionale di Innovazione, che proprio ieri è uscito e verrà erogato a tutti i comuni del Veneto grazie proprio al supporto anche assieme ad ANCI Veneto, che ci aiuta in questo progetto, e soprattutto grazie anche a un proficuo rapporto di collaborazione che siamo riusciti ad avere anche col Dipartimento di Innovazione. Su questo devo dire che siamo stati una delle poche altre regioni che abbiamo presentato un unico progetto di sistema regionale, consci che
non serve solamente dare il compitino a casa per la trasformazione digitale, ricordo che questo ovviamente è prodromico al risultato di arrivare alla fine di febbraio con Pago PA e con SPID all'interno di tutti i comuni. Devo dire che ci siamo spesi molto per riuscire a portare a casa queste risorse, soprattutto per portare a casa con una logica che non deve essere compitino dato ai comuni, quanto bensì deve essere un obiettivo che dobbiamo raggiungere assieme, perché la maggior parte non c'è bisogno solamente di risorse o comunque di infrastrutture, ma c'è bisogno anche di accompagnamento, perché uno dei temi fondamentali, l'abbiamo visto anche oggi, competenze e servizi al cittadino. Ricordo poi che nelle prossime settimane invece sarà completato anche il percorso partecipato, che lo diceva prima anche Luca, vede al momento, se non sbaglio, 150 comuni aggregati che per il finanziamento del Dipartimento della Funzione Pubblica a vantaggio di comuni sotto i 5.000 abitanti, grazie proprio anche al lavoro di coordinamento sul quale del comune di Nove che abbiamo avuto oggi assieme al sindaco, che ci ha aiutato a portare a casa raggiungere questo grosso obiettivo di finanziare i comuni sotto i 5.000 abitanti, sempre nella logica di portare a casa Pago PA, SPID, la connessione all'app IO, eccetera. Ecco, questo che sto descrivendo in realtà è un fattore, io ritengo sia un fattore di successo su questo modello regionale, proprio che è stato possibile farlo grazie a questa collaborazione tra regione e il territorio inteso come comuni, ANCI, ma soprattutto quelli che sono i SAD, questi soggetti di aggregazione digitale, che vedono provincia, comune capoluogo e braccio operativo che ci aiuteranno nei prossimi anni proprio a portare avanti questa trasformazione digitale. Io ringrazio tutti di aver partecipato all'incontro di oggi e ovviamente questo non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Oggi ci troviamo, abbiamo raccolto tutto un insieme, assieme a voi, anche un insieme di azioni cantierabili che renderemo pubbliche, ma che ovviamente darà il via alla campagna del 2021 per ritornare assieme a voi ad ascoltare territorio, imprese ed enti locali ovviamente per costruire il nuovo piano che ci verrà nei prossimi anni, compreso anche quest'anno. Grazie ancora e vi auguro un buon lavoro a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.